Allora, è una lotta difficile a Venezia salvaguardare la salute pubblica. I problemi cominciano dall'ambiente lagunare, dove i nostri antenati, terrorizzati dai Longobardi, 1500 anni fa, siamo nel 568, sono scappati per salvarsi la pelle. È un equilibrio difficile, i veneziani ne erano ben consapevoli, quello della laguna. È una lotta continua tra la terra, qui rappresentata da una dea Cerere con le spighe sulla testa, e il mare. In laguna la terra lotta contro il mare contro la terra. Noi siamo abituati, magari ci andiamo in gita con le belle giornate a una laguna bellissima, ma attenzione, non era così per i nostri antenati. E subito, fin da subito, i nostri fuggitivi, Giulio Savorgnan nel 1500 lo dice con grande chiarezza, avevano capito che salvaguardare la salubrità delle acque lagunari era difendere la salute di chi in laguna abitava. La laguna di ieri era molto più grande di quella di oggi, aveva molta più acqua, ma insomma il funzionamento è lo stesso, per cui vi mostro, ci è più familiare, l'immagine, una carta della laguna Ecco Venezia, così come compare nei nostri giorni. La laguna difesa dal mare aperto, da queste isole lunghe e strette che si chiamano i lidi, il lido o il tombolo. La laguna è uno specchio d'acqua in cui si mischiano salmastra, in cui si mischiano insieme le acque salate del mare e le acque dolci dei fiumi. Il mare entra dalle bocche, vado da nord a sud, la bocca del Lido, la bocca di Malamocco e la bocca di Chioggia. Entra attraverso il movimento delle maree, entra l'alta marea e defluisce con la bassa marea. E in questo movimento, nel giro di 24 ore, ricambia completamente le acque della laguna e mantiene sana quindi la città. I nostri antenati vedevano l'acqua salata, il mare che entrava e puliva, come un medico, come fonte di salute. Anche adesso c'è l'acqua salata, è quella che disinfetta, te entra in mare con tutto quel che fa fioi e però te siccome c'ho le acqua salata e quindi te va con la testa sotto acqua eccetera. È rimasto, no? Quindi il mare è amico, l'acqua salata pulisce e disinfetta. Non ha avuto mai Venezia paura del mare. Sì, nel Settecento ha costruito i murazzi per difendersi dalle grandi mareggiate. I murazzi sapete che sono una diga di quasi 17 chilometri, bellissimo girarci in bicicletta con la buona stagione, può fermarsi e mangiare il pesce celeste chiaramente, tappa obbligata, vero amabile? Tappa obbligata, con goto del prosecco naturalmente, dopo le gambe però noi pedai apitan ben, ma insomma non ci sono salite, i murazzi sono piatti, ma il mare è amico, ma lotta contro la terra è portata dai fiumi, i nostri antenati che si sono rifugiati in laguna vedono i fiumi come nemici terribili e temibili. Quali sono questi fiumi principali, sempre da nord a sud? La Piave, il Sile, il Marzenego e la Brenta. Perché sono nemici? Perché portano i detriti, i sedimenti, fanno stagno, fanno palude e da quello stagno, da quella palude che corrompono l'aria, ecco che nascono le malattie. Dai fiumi derivano le malattie, dal mare la salute. Le zone stagnanti corrompono l'aria. Ippocrate, Galeno, anche Avicenna dicevano che le malattie provengono, no? Respira che le aria buona la te fa ben, vero che è rimasto anche per noi, no? Le aria cattiva la te fa male. Questa idea che l'aria ci possa guarire o ammalare è rimasta in noi. Allora c'erano, per colpa della corruzione dell'aria, le febbri ricorrenti. Nei documenti antichi Fioie chiama tutti pestilenziali, noi aveva le idee tanto chiare, in realtà erano febbri malariche e reumatiche.
E quindi le zone dove questo si creava, dove l'interramento causato dai fiumi si creava, queste zone venivano abbandonate, come Ammiana, come San Leonardo di Fossamala. Ammiana, per esempio, faccio solo questo esempio, era a nord di Torcello, eccola qua. Cosa resta di quest'isola sprofondata? Resta l'isola di Santa Cristina coi vigneti e il vino Ammiana, il resto è sprofondato sotto le acque, ma erano zone che venivano abbandonate per l'aria corrotta, l'aria